Riflettori puntati sui quartieri di Vicenza. Oggi il nostro itinerario ci porta nel quartiere San Bortolo, uno dei più settentrionali della città, per accendere i riflettori su una via Medici. La strada che porta verso il centro, le antiche mura e Porta San Bortolo sono a poco più di 500 metri. Era balzata qualche anno fa agli onori delle cronache per l'Hotel Adele. L'albergo era diventato una sorta di hub di accoglienza per immigrati. Era, perché oggi è chiuso, come chiuse sono anche le diverse attività della via, come ci raccontano commercianti e residenti. Non c'è niente più, i negozi sono chiusi, cioè praticamente abbandonati completamente. È una zona che sta un po' morendo perché prima c'erano diverse attività e invece adesso un po' alla volta. Io sono l'unica qui nella zona a resistere dopo 40 anni. Una via Medici che un tempo era viva e vivace, con il via vai della caserma, dell'albergo, quando era ancora tale, e da trasferirsi ora è anche l'Agenzia delle Entrate. Sta morendo. Secondo me mancano parcheggi in questa zona, manca attività che chiudono, la gente non passa E se il quartiere in sé è ricco di verde, giovani e famiglie, chi vive e lavora chiede all'amministrazione di non far morire via Medici. L'amministrazione dovrebbe fare qualcosa. Intanto dire a sti signori che hanno le case chiuse da mo' che potessero ripristinarle e fare qualcosa sicuramente. E sicuramente potrebbe avere più attività locali come delle piccole sagre o qualcos'altro del genere, però a livello di gioventù e attività c'è. Vedo tante persone con bambini che vanno al parco, quindi sicuramente un ambiente positivo. Rivedere un po' la situazione, vedere le attività, vedere cosa si può fare, aprire altre attività che siano anche commerciali. Degli incentivi ad aprire. Esatto.